Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Nebbiù, siamo alla sagra del paese e siamo in compagnia di Nicola Bianchi, che è il presidente della Proloco. Ben ritrovato Nicola, è un piacere averti qui. Raccontaci un attimino di questa bellissima sagra. Grazie Luigi intanto per l'opportunità che ci dai appunto per promuovere questo bellissimo evento che insomma abbiamo preso in mano noi giovani, questa associazione da molto poco, da circa 2 anni, e insomma stiamo ancora prendendo la mano e abbiamo già inserito molte novità sia musicali e sia dal punto di vista appunto della cucina. Abbiamo molte novità e siamo felici appunto di illustrarvi il programma. Quest'anno abbiamo scelto di spostare le date storiche, che di solito sono appunto dal 12 al 15 agosto, quest'anno invece dal 14 al 17, proprio per prendere dentro parte del weekend. Fra poco saluteremo e ringrazieremo tutti i volontari, ma prima di tutto i telespettatori sono interessati a quali sono i piatti tipici della sagra. Esatto. Allora, i piatti tipici di questa sagra sono il piatto del pestaerbe, che si comprende di polpette con il sugo e la polenta, accompagnate da un primo che sono gli spätzle con panna e speck, assieme a un contorno a scelta tra funghi, fagioli, cappucci, patatine, quello che appunto preferiscono. Poi abbiamo il cervo con polenta accompagnato dalla minestra d'orzo e le solite specialità insomma della sagra. Quest'anno abbiamo introdotto anche i casunziei, molto molto tipici, e niente, speriamo piacciono tanto. Queste sono le novità, poi troverete sempre salsiccia, pastin, würstel, formaggio, insomma le cose che si I soliti trovano. classici piatti. Esatto, Nicola, naturalmente tu da solo, senza i volontari, non faresti nulla, quindi un doveroso grazie a questi tantissimi ragazzi che vediamo qui intorno a noi. Sì, sono tutti qua, ogni anno si radunano in occasione di questa manifestazione, si divertono anche i più piccoli, perché anche loro con le loro manine riescono a darci davvero una grande mano, e è proprio un'aggregazione, cioè noi ci ritroviamo ogni anno sotto queste date, è davvero, davvero speciale. E li ringrazio tutti, sono davvero tanti, adesso stanno piano piano arrivando perché questa è la prima serata e niente, speriamo vada tutto bene. Ce lo auguriamo anche noi, e intanto abbiamo la telecamera a nostra disposizione, invitiamo i telespettatori a venirci a trovare. Volentieri, vi aspettiamo, abbiamo tante novità e niente, ogni giorno dalle 18, l'apertura della cucina invece alle 19. Grazie Nicola, e adesso andiamo a mangiare un boccone anche noi. Grazie a voi, buona serata.